Non solo lo sbrulicare di oro e pietre preziose finemente lavorate, non solo buyer e venditori intenti a fare affari per migliaia e migliaia di euro. Alla Fiera dell'Oro di Vicenza, aperta in questi giorni, vi potete imbattere in uno stand dove l'oro, le pietre non si vendono ma piuttosto si analizzano. È lo stand dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Venezia. 130 anni di storia, da una decina di anni quello veneziano si è specializzato in pietre preziose, metalli e gemmologia. Effettuiamo delle analisi di controllo sulle merci in importazione e anche collaborando con la Guardia di Finanza ed altre pubbliche amministrazioni sulle merci già in commercio in Italia. Quello che vedete è un rubino sintetico che viene testato nella sua qualità, perché se inizialmente l'Agenzia delle Dogane nasce con priorità, fiscali, oggi la sua attività si è estesa anche a quello che potremmo definire un controllo sulla qualità messa in commercio e che arriva magari da oltreoceano. Il controllo della correttezza per la commercializzazione e quindi controlli del rilascio del nickel, del cadmio e del piombo negli articoli di bigiotteria, quindi si sta cercando di tutelare anche, si tutela anche la correttezza e l'equità del mercato e la sicurezza del consumatore.